cosa fai nella vita? Faccio il musicista. Da quanti anni? Troppi. In maniera professionistica, diciamo, dai primi 2000, con una band che qui a Cagliari è stata abbastanza amata ma anche odiata, che si chiamava Siki Tikis, trasferendoci con le valigie di cartone da Cagliari a Torino, anche perché ci avevano detto: se voi volete fare dei concerti in Italia, scordatevi di dover prendere la nave, l'aereo ogni 2 giorni. E questo ci ha permesso, con il nostro bel furgone Ducato che ha fatto tanti chilometri, di andare avanti e indietro per l'Italia in quegli anni, parliamo tra il 2005 e il 2010, quei 5 anni lì. Abbiamo fatto in 2 anni e mezzo circa 300 date, il che credo ci consegni la palma d'oro del gruppo sardo che ha suonato di più in Italia. Credo che abbiamo superato anche i signori Tazenda e roba del genere. Quando poi torni, sai il discorso Nemo profeta in patria, ma poi torni da profeta e da vincitore anche. Sì, perché poi noi sardi un po' ce l'abbiamo questa cosa: se funzioniamo fuori, allora poi esplodiamo anche nella nostra isola. Faceva piacere che questi 4 cagliaritani in qualche modo portassero in Italia il vessillo della nuova musica. Quando ti amano in tanti, ovviamente arrivano anche gli haters. Com'è che vi odiavano, scusa, nel 2005? Non c'erano ancora i social che ci sono? No, infatti, no, è una cosa che si creava dal vivo. Dal vivo? Era un odio reale. Quando comunque tu hai la tua direzione, la tua visione, a volte la sicurezza nei tuoi intenti viene scambiata per presunzione, per arroganza, e quindi a volte l'effetto era anche questo.